Era il giorno dell'emozionante ritorno del pubblico al Palagnelli, ma le attese non sono state ripagate dalla squadra di casa. La partita tra Zanetti Bergamo e VBC e più Casalmaggiore termina 3-0 in favore delle giocatrici in rosa, con i parziali di 25-12, 25-23, 25-18. Dopo le brutte prestazioni nel turno precedente, entrambe le squadre hanno voglia di riscatto, ma il primo set vola via facile per le ragazze di coach Carlo Parisi. Un primo parziale con tantissimi errori per Bergamo, 6 in attacco e 2 in battuta, con Casalmaggiore che arriva fino al 21-9 prima di chiudere il set 25-12. Al ritorno in campo, nella seconda frazione, troviamo un'altra Zanetti Bergamo. Le ragazze di coach Daniele Turino sono più concentrate e la partita sembra prendere un'altra strada. A fine set, però, le rossoblù si sciolgono e Casalmaggiore torna di prepotenza, chiudendo 25-23. Il terzo set rispecchia l'andamento del primo, con parziali meno pesanti per Bergamo. Le rosa guidano dall'inizio alla fine, portando a casa set e match con il risultato di 25-18. Tutte le attaccanti di banda di Casalmaggiore sono andate in doppia cifra, grazie anche ad una buona distribuzione di Francesca Bonciani, autrice di un'ottima partita. Per quanto riguarda Bergamo, invece, si evidenzia la bella prova dell'opposto Katarina Luketic, con 13 punti. La prossima partita vedrà impegnate le orobiche della Zanetti Bergamo al Palasambapolis di Trento, contro la Delta Despar Trentino, mentre Casalmaggiore ospiterà al Palaradi la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Indubbiamente sono 3 punti di cui avevamo bisogno e sono molto importanti. Da domani inizieremo a pensare alla prossima partita, quindi settimana per settimana concentrate, cercando appunto di continuare su questa strada che oggi ci ha dato risultato.